Oggi parliamo di cacca, la tua cacca. Che bell'argomento di merda. Pensi che le tue feci siano solo un prodotto di scarto da eliminare subito? E che già fa? Me la già stivà? Osservandole puoi imparare molto sul tuo stato di salute. Ma sei sicuro? Una persona in ottime condizioni di salute presenta Ma iechis, super merda. feci dalla forma cilindrica e morbida, inodori, che galleggiano Ma che ha fatta cagatina da vasca? e le espelle una volta al giorno. Ma che è un calendario di cagate? Le feci possono avere diverse forme. Se sono così, dure e difficili da espellere, allora con tutta probabilità sei una scarsa peristalsi, tensione addominale, si introducono poche fibre e si beve troppo poca acqua. In pratica quanto caga tu sta? Quanti esci di spada di Damocle? Questo tipo di condizione porta l'organismo a intossicarsi sempre di più, causando nel tempo i più svariati problemi, tra cui stanchezza, obesità, problemi alla pelle, E pure pochi bruciori di culo. eccetera. Ah, voglio un'autrice perché pare brutto. Se le tue feci puzzano, È normale, perché non è che vai cagando i gelsomina. se non galleggiano, sono indice di cattiva masticazione e cattiva digestione. Ma soprattutto cattiva educazione. Chi sta cagata da voto in da vasca? Ma non lo teno cessa a casa. Possono essere di colore giallastro e questo indica un malassorbimento dei grassi o problemi al fegato, alla cistifella o al pancreas. Oppure mangiata do cinese. Può succedere di non espellere le feci una volta al giorno, ma di farlo molto più raramente. No, ma su calendario con scritto cagato, ma non si può vedere, ah! Le feci parlano continuamente di te. Sì, ma io non mi metto a parlare a tavola assettato con uno strunzo. Visita curaintestino.it. Io visito curaintestino.it, ma voi per me fare questi video vado a fare visitare poco a capo però.